Veneto è la patria del policentrismo e quindi la sua base si fonda non solo nelle grandi città capoluogo, ma soprattutto in un grande numero di piccoli centri che nel tempo hanno visto anche uno sviluppo economico in tutte quasi le aree del nostro territorio veneto, ma che adesso vogliamo valorizzare anche per tutto quel patrimonio storico-artistico che hanno al loro interno. Il progetto di oggi, che è un bando internazionale, diciamo così, di cooperazione trasfrontaliera della Comunità Europea, indica proprio alcune procedure perché assieme una prassi di buone pratiche venga introdotta tra le varie regioni che si confrontano nel panorama europeo, non solo sotto l'aspetto della valorizzazione storico-artistica, perché i patrimoni ci sono anche nei luoghi nei quali ci troviamo, che magari nel tempo non hanno avuto giusto risalto e giusta considerazione, e appunto utilizzando questo valore intendiamo anche dare una spinta economica al nostro territorio. Viviamo in una situazione che non è proprio brillante, però abbiamo anche una serie di fattori che possono essere utili a una ripresa economica basata su uno sviluppo che deve essere meno quantitativo e più qualitativo nella nostra regione. Partiamo da una base economica buona, anche se adesso soffriamo un po'. L'utilizzo del patrimonio di tutti i centri minori può essere quella molla che dà un tocco in più per avere qualcosa di più competitivo rispetto ad altri territori nel mondo. Questa è la strada. La Regione del Veneto sa di essere anche una regione aperta ai territori circostanti e quindi il partecipare a bandi europei trasfrontalieri non è solo un elemento per portare a casa delle risorse, è soprattutto un elemento perché attraverso buone pratiche di rapporti con i territori circostanti diamo anche semplificazione alle procedure, alle relazioni, alla vita non solo dei cittadini ma anche del sistema di imprese. È chiaro che questo è un programma che sta nel piano regionale dei trasporti. Noi abbiamo una programmazione che non è solo economica ma è anche soprattutto infrastrutturale. È chiaro che quando parliamo di relazioni, gli spostamenti, le comunicazioni sono l'elemento sul quale investire di più. Mi pare che negli ultimi anni e con quello che è programmato nei prossimi, questa nostra regione recuperi quel ritardo che ci derivava da non sete del passato. Sulle grandi infrastrutture ormai credo la strada sia definita, adesso noi dobbiamo collegare i territori a quegli assi portanti perché solo attraverso anche una viabilità minore riusciamo anche a mettere in relazione il nostro territorio veneto, non solo strade ma anche sistema ferroviario e soprattutto anche reti virtuali, banda larga, internet e quant'altro. I collegamenti devono essere, diciamo così, quelli fisici attraverso le infrastrutture storiche, ma devono essere soprattutto anche relazionati sulle nuove infrastrutture tecnologiche perché la vita dei cittadini ormai è in relazione a ogni momento. Quindi su questa partita credo che stiamo collegando sviluppo a sistema della mobilità.